La buona sanità, quella dei nostri medici e paramedici che si spendono in maniera assolutamente indefessa per dare sollievo, salvare vite e curare i pazienti, coloro che sono in prima linea sempre sostenendo turni, orari e responsabilità impossibili e che sono utilizzati da un apparato politico e burocratico che ne mette a dura prova resistenza e pazienza. Ecco, sono loro i destinatari di una nota che una cittadina ha voluto scrivere. È una lettera da destinare a quanti presso il San Giovanni di Dio si sono adoperati per salvare la vita, rassicurare, confortare, somministrare cure, compassione, affetto e competenza ad un parente ricoverato. Se la gratitudine, dice, è la timida ricchezza di chi non possiede nulla, noi vogliamo dire grazie di cuore a tutti coloro che si sono presi cura del nostro congiunto. Parole che dovrebbero fare riflettere politica e burocrazia che invece demoliscono il castello di fiducia e professionalità che i sanitari giorno dopo giorno edificano con amore e pazienza.